Sud, venimelo sud, e camera mapera. Ora siamo al termine del concerto di Pietra Montecorvino nell'ambito della Kermesse Terra del Mito, un successo incredibile in una terra da te molto amata, vero? Assolutamente, Pozzuoli, davvero io l'amo tanto Pozzuoli. Senti, 1983 esce Sud, interpretata all'interno del film FFSS. Sono passati 40 anni. Come è cambiata la musica di Pietra Montecorvino e come è cambiata Napoli, se in meglio o in peggio? Guarda, è cambiato proprio tutto. Ovviamente Pietra Montecorvino è diventata grande e non è più una bambina di 20 anni, ma è una donna adulta che si difende bene, ma ovviamente tutto cambia e meno male che tutto cambia. In meglio e in peggio lo vedete da voi, cioè purtroppo siamo in guerra, per cui dire che siamo meglio è impossibile. Abbiamo sbarchi continui di persone che muoiono per mare, non sappiamo come fermarli, siamo sempre ancora a prendere le ricchezze delle altre terre e sfruttarle, e quindi ci troveremo sempre in un mondo confuso. Oltretutto oggi che ci sono i social la cosa diventa anche un poco angosciante, insomma, perché tutto Viene la notizia è amplificato. esagerata e poi le notizie si conoscono, insomma, oggi non è niente più nascosto, quindi bisognerebbe creare un mondo un po' più Senti, sta per uscire Sole e Luna, Sì. il tuo nuovo Sì. CD. Sole e Luna sono due elementi opposti e complementari. Possiamo dire un po' come Barbara, che è il tuo vero nome, e Pietra? Che bella, così c'è. Domanda. Che bella. Domanda. Una domanda, proprio che bella cosa che hai detto. Sì, hai proprio detto una cosa giusta. Pietra e Barbara sono così, una è il sole e una è la luna. Perfetto. Senti, all'interno di questo CD ci sono due cover, abbiamo sentito stasera Francesco De Gregori, che pezzi ti ha di vetro. elogiato tra l'altro, e la rondine di Mango. Poi ci sono degli inediti, c'è E una inediti collaborazione tutti scritti da me, i testi, le musiche sono di Alfredo Del Grossi, E gli c'è anche una arrangiamenti di Erasmo Petringa, e una collaborazione con Ivan Granatino, giusto? Ivan Granatino, c'è Enzo Gragnaniello in una canzone, c'ho molti ospiti, c'ho Gianni Donzelli degli Audio 2, Sì. è un disco, c'è Nevia, Virginia Picella, attrice, c'ho tantissimi ospiti in E questo ci disco. sono anche delle incursioni nella lingua inglese. Tu hai Quelle l'ho inciso, inventate io, quelle me le ho proprio inventate io, e Erasmo poverino mi ha fatto questi cori disperati. però tu già hai inciso con tuo figlio Fulvio Bennato Far Away. Far Away, sì. E possiamo dire che dopo l'inglese, dopo l'italiano e il napoletano è la lingua musicalmente a te più congeniale. Beh, sai, anche il francese a me piace molto, infatti io spesso metto anche delle cose francesi. Mio figlio in tutto questo è artista di strada, non lo sa niente, se ne è giunto adesso in Canada. Poi ho 4 anni che lui vive in Australia e lui vuole cantare per strada, ha fatto pure la strada con Neck, ma non se ne può niente. È peggio della mamma, non vuole stare nel sistema. Benissimo. L'ultimissima domanda. Mandatelo a cercare che è molto bravo, Fulvio Sì, Bennato. sì, abbiamo visto anche, ha curato alcuni tuoi video. Sì, lui proprio, guarda, ha fatto la copertina, cioè poverino, me lo metto sotto fatica e lui con santa pazienza, da bravo figlio. L'ultima domanda, basta soltanto il talento per fare, tra virgolette, un artista o ci vuole dell'altro? E poi c'è un artista con il quale non hai ancora collaborato e ti piacerebbe collaborare? Allora, non basta solo il talento, ci vuole grande umanità per salire sul palco della vita, perché questo è il palco della vita. Bisogna essere umani e molto umili. Questo fa un grande artista. Io credo proprio il sentire il pubblico, e il pubblico riesce a sentire questo tuo sentimento. Non è neanche importante tanto che canti bene, penso che sia proprio importante avere la responsabilità di saper dare delle emozioni vere e sanguigne. E ti piacerebbe Mi collaborare? piacerebbe collaborare molto con Francesco De Gregori, Bene. dato che ho collaborato con tutti, insomma il mio maestro è Eugenio Bennato, veramente, ma io sono sempre una capa pazza che faccio sempre un po' quello che mi pare. Va bene, grazie Grazie mille. a voi.